Buongiorno a tutti, cominciamo oggi questa iniziativa che come sapete si articola su più appuntamenti che occuperanno il periodo dei mesi di febbraio e di marzo fino a prima di Pasqua. Intanto spendo soltanto due parole molto velocemente, ringrazio tutti quelli che si sono iscritti, stamattina eravamo arrivati a 700 iscrizioni, il che ci rende molto soddisfatti. Evidentemente esisteva un bisogno di questo tipo di comunicazione. Però non vorrei utilizzare altro tempo in questo momento iniziale e passerei immediatamente la parola al nostro assessore Cristiano Corazzari, che è assessore al territorio, cultura e sicurezza, flussi migratori, caccia e pesca. Assessore, a lei la parola per un saluto iniziale. Grazie. Grazie dottor Trivelloni. Allora io porto il saluto naturalmente dell'assessorato, complimentandomi per l'iniziativa, in particolar modo con il dottor Trivelloni e con tutti i relatori. Parleranno dopo la nostra dirigente, la Salvina Sist, ed Elio Brentani. È sicuramente un'occasione importante questa per rappresentare quello che è il ruolo della regione nella definizione attraverso la cartografia del territorio, un ruolo che abbiamo portato avanti fin dalla istituzione delle regioni e che con il tempo si è evoluto anche andando ad individuare le nuove necessità e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Rappresenta per noi quindi una di quelle azioni che in prospettiva hanno una funzione sempre più importante. Parlare di cartografia oggi non può non implicare anche la relazione tra le attività e i progetti della nostra comunità sul territorio. In particolar modo pensiamo a tutta quella che è la partita della pianificazione territoriale, della realizzazione delle opere infrastrutturali o anche della realizzazione di grandi eventi come quelli che interessano la nostra regione in questo momento. Ritengo pertanto che vada data una nuova luce anche a tutta questa materia, che avrà un riscontro sempre più importante nel futuro. Dicevo prima, l'utilizzo delle nuove tecnologie ci può anche aprire degli scenari nuovi ed impensabili. Pensate solo quanta sia oggi la qualità e la quantità di dati posta nella disponibilità di ciascun cittadino, in particolar modo di chi come amministratore o tecnico ne fa utilizzo a livello professionale. Ragione per cui vogliamo che su questo tema la Regione continui ad essere un punto di riferimento e di coordinamento per il territorio ed avere anche la possibilità di un confronto col territorio per recepire istanze e progettualità che possono essere di interesse per la Regione. Detto questo, io mi complimento ancora con voi tutti, ringrazio tutti i presenti e lascio la parola ai successivi relatori. Buon lavoro. Grazie Assessore, i complimenti naturalmente sono condivisi proprio con l'azione della Giunta, che in questi anni ha sempre creduto in questo tipo di azioni. Parlo naturalmente della produzione e gestione del dato, dell'informazione geografica, ma anche in questa iniziativa di comunicazione che è assolutamente fondamentale, in armonia con un contesto strategico più generale. E adesso io lascio immediatamente la parola e anche la postazione al nostro direttore, l'architetto Salvina Sist, direttore della direzione di pianificazione territoriale, che introdurrà appunto la visione strategica complessiva, oltre naturalmente a un saluto di benvenuto. Grazie. Buongiorno a tutti. Io innanzitutto ringrazio l'assessore delle parole, perché in questo momento è vero anche quello che ha detto il collega Trivelloni, che c'è un profondo interessamento e legame da parte della nostra parte politica, giunta, ma anche il Consiglio in parte, specialmente negli ultimi 2 o 3 anni sono stati dati anche interventi da un punto di vista economico importanti alla struttura, alla direzione a questo fine, cioè nel voler implementare e mantenere sempre aggiornata la cartografia. È un nostro fiore all'occhiello e la direzione crede particolarmente a questa implementazione, aggiornamento continuo, perché non è solo
una, come dire, continua lettura del territorio che cambia in continuazione, ma è anche dare degli strumenti ai nostri interlocutori, ai nostri professionisti, agli enti locali, sempre aggiornato. È fondamentale che il dato cartografico viaggi come viaggiano con la stessa anche aggiornamento, come viaggia la pianificazione, il territorio che ha continue modificazioni che non sono solo date dalle opere pubbliche o dalle trasformazioni urbanistiche, ma la stessa anche paesaggio che cambia. L'abbiamo visto durante il periodo del lockdown lo scorso anno, no? Di come anche il paesaggio cambi. Il fatto di poter monitorare sempre e con strumenti anche di un certo rilievo e di un certo prestigio è fondamentale. Quindi io ringrazio l'amministrazione che ci supporta in questo e ci dà gli strumenti per poter essere sempre all'avanguardia. Questa avanguardia è anche, come diceva l'assessore, strettamente legata al nostro territorio. Ho abbandonato momentaneamente per questi saluti un tavolo tecnico che abbiamo con le province e la città metropolitana, proprio con la volontà continua dell'amministrazione regionale di non perdere il contatto con il territorio, nei termini proprio delle esigenze di trasformazione urbanistica, nelle esigenze anche di infrastrutturazione e di verifica degli aggiornamenti continui del nostro territorio. Quindi la pianificazione viaggia costantemente con l'aggiornamento cartografico, anzi dall'aggiornamento cartografico la pianificazione riesce a trarre tutta una serie di indicatori, alle volte anche poco percepibili, in maniera magari così semplicistica, invece con la cartografia vengono raccolti degli elementi che diventano motivi anche di discussione, di verifica, anche e non solo all'interno della direzione pianificazione, ma trasversalmente tra direzioni regionali, per cui abbiamo una serie di temi dall'occupazione del consumo, dal consumo di suolo, dalla rigenerazione, dall'utilizzo delle energie rinnovabili sempre con rapporto col territorio, che potendole valutare anche da un punto di vista cartografico, danno una lettura a 360 gradi fondamentale ed importante. Quindi è con grandissima soddisfazione che, come dire, con i colleghi della direzione abbiamo costruito questo ciclo di webinar, proprio per dare anche al territorio l'esatta cognizione del lavoro che stiamo facendo e che è importante per tutti, per noi e, come ho detto prima, anche per i nostri interlocutori esterni. Quindi buon lavoro e grazie della partecipazione. Benissimo, grazie direttore. Dopo questa parte che direi introduttiva, che però è stata molto importante anche perché ci testimonia la comunanza appunto di visione che abbiamo a più livelli, che è naturalmente indispensabile. Su questo aspetto poi avrò modo di tornare anche nel corso della mia relazione successiva. Adesso entriamo un po' nel vivo di questa operazione, di questo ciclo di webinar. In particolare io vorrei iniziare con alcune note generali, poi con la illustrazione molto sintetica del programma che tutti avete naturalmente ricevuto e che è pubblicato sul sito della Regione del Veneto, e per passare poi appunto agli interventi. Come sapete oggi è previsto un intervento mio che sarà molto sintetico e assolutamente, spero, di non troppo noioso, in cui seguirà l'intervento cardine di questa giornata, che è quello del dottor Delio Brentan, che soprattutto spiegherà come è fatto, cosa contiene e come funziona l'utilizzo dell'infrastruttura dati territoriali 2.0 della Regione del Veneto. Prima di vedere il programma assieme,
e vorrei appunto spendere due parole, mi pare importante. Si è parlato di lavoro di squadra, il lavoro di squadra è fondamentale, naturalmente non soltanto con l'organizzazione di questi webinar, ma in generale le azioni che vengono condotte nell'ambito dell'informazione geografica sono naturalmente condivise e supportate dai colleghi, da altri colleghi di questa direzione che si occupa di pianificazione territoriale e di urbanistica, ma anche da numerosissimi colleghi di altre strutture regionali oppure di enti strumentali oppure anche di altre realtà. Poi ne parleremo appunto nella presentazione specifica che vi illustrerò in seguito. E in particolare, prima di iniziare, voglio anche ringraziare naturalmente, oltre a tutti i relatori e a tutte le persone che ci hanno dato in qualche modo fiducia, no? Iscrivendosi a questa iniziativa. Voglio ringraziare i colleghi della direzione ICT e azienda digitale per il supporto naturalmente operativo, organizzativo, quindi anche per la disponibilità della piattaforma e quant'altro. E infine, permettetemi una piccola digressione per alleggerire i toni, confidiamo nella vostra indulgenza, perché come dicevo prima, stamattina siamo arrivati a circa 700 iscrizioni, le iscrizioni non si chiuderanno, perché il ciclo, come sapete, come ho detto prima, dura 2 mesi, un sacco di gente, speriamo di non deludervi, sia nei contenuti che nei modi. Ecco, noi non siamo, come dire, non siamo giovanissimi, non siamo propriamente digital come generazione, e questi strumenti, un po' come tutti, stiamo imparando a usarli giocoforza in quest'anno di pandemia. Quindi ecco, vi chiederei di portare pazienza, insomma, se vedete qualche situazione magari non proprio fluida o qualche caduta di ritmo nello svolgimento di questi webinar, che per aver successo dovrebbero avere più ritmo possibile. Detto questo, un momento di pazienza, che condivido la schermata del programma. Molto bene, come vedete in questa slide, è l'unica di questa piccolissima presentazione, potete vedere appunto gli 8 appuntamenti, e penso vi siate già fatti una idea. Ho sentito anche molte persone, molti degli iscritti mi hanno chiamato in questi giorni, a me e naturalmente i colleghi, e abbiamo avuto un riscontro in generale positivo e in qualche modo anche sorpreso da parte di molti, perché il campo di interesse, come vedete, è molto vasto. Io naturalmente con massimo rispetto per la storia che ci ha portati ad arrivare a questo punto, a molti ho detto che sicuramente adesso non si parla più soltanto di CTR, il campo è molto vasto, non c'è proprio tutto quello che facciamo, ma ce n'è una gran parte. Naturalmente quello che facciamo noi lo fanno anche le altre regioni, gli altri soggetti che si occupano di informazione geografica nel 2021. Andando più nel dettaglio della giornata di oggi abbiamo già parlato. L'impostazione che mette al centro, come anticipavo, il funzionamento dell'infrastruttura dell'IDT deriva dalla constatazione, come spesso capita, molte persone ancora non utilizzano questo strumento, oppure non lo utilizzano nella maniera adeguata, cioè sfruttando il massimo potenziale disponibile. E come sanno benissimo tutti quelli che si occupano di questo tipo di attività, si tratta di strumenti in continua crescita, in continua implementazione, in continuo miglioramento anche di fruibilità. Noi vorremmo questa giornata, che ha una connotazione un po', non direi didattica, ma insomma un po' didascalica, provare ad aprire, allargare la possibilità di fruizione di questo strumento, che comunque è molto utilizzato. Poi vedremo dei dati statistici, dei dati di sintesi, scusate, proposti dal dottor Brentan, ma naturalmente deve allargarsi sempre di più. E il secondo appuntamento, fra una settimana, quindi mercoledì prossimo, riguarda sempre l'IDT, e verranno particolarmente trattati alcuni dei visualizzatori geografici. Ve ne sono molti, per ragioni di tempo, perché la nostra intenzione è quella di, tranne rari casi, mantenere questi webinar sulla durata massima di 1 ora e mezza, con possibilità naturalmente eventualmente di interazione tramite chat e di risposta a qualche domanda particolarmente importante. La settimana prossima appunto si evidenzieranno alcuni dei geoportali, quelli in qualche modo più storici oppure più significativi. Ad esempio, cito a titolo di esempio quello che si riferisce al PTRC, Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, che come molti sanno, soprattutto i molti collegati dalla nostra regione, anche se evidenzia il fatto che ci sono collegamenti direi da tutta Italia, e questo ci
ci rende particolarmente soddisfatti. Insomma. Ecco, il portale PTRC si discuterà e si illustrerà con più cura, anche perché il piano è stato approvato pochi mesi fa. Insomma, è inutile evidenziare, no, il peso di questo tipo di strumento pianificatorio di scala regionale. Il mercoledì successivo c'è invece usciamo dai confini, diciamo, locali e parliamo di un tema di grande attualità. Ci sentirete parlare spesso di questo. Parliamo dei dati satellitari per l'Earth Observation, in particolare in questo caso abbiamo, come avete visto, molti rappresentanti anche di soggetti comunitari, e abbiamo anche delle applicazioni pratiche svolte da colleghi di altre strutture regionali con i quali collaboriamo costantemente e con grande costrutto. Successivamente, altro tema molto importante, moderato dal dottor Luca Del Pietro, che è della nostra direzione ICT Agenda Digitale, il tema dell'open data, con la presenza peraltro anche dell'amico collega Gabriele Cesulo di Agide, sarà e di Gianni Sileto della Regione Piemonte. È un tema chiaramente ormai, come posso dire, a tutti noto come elemento, però che richiede sempre continui approfondimenti e che porta anche sempre continue novità, anche in relazione appunto a quanto disposto dall'Unione Europea. Il mercoledì successivo abbiamo la discussione sulle banche dati di copertura dell'uso del suolo e il monitoraggio del consumo di suolo. Ne ha fatto cenno prima anche il direttore architetto SIST. È uno dei temi cruciali in questo periodo. Molte regioni, in altri enti, in altre strutture, nelle agenzie per la prevenzione dell'ambiente, quindi nelle APA, ISPRA, si occupano di questo tema. Ne parleremo appunto con il contributo anche di soggetti che derivano da ambiti esterni, e vedremo di inquadrare il problema non naturalmente nel merito del governo del territorio, ma piuttosto nella possibilità, sempre una possibilità che le nuove metodologie e strumentazioni ci consentono per rappresentare al meglio le situazioni e le evoluzioni di queste situazioni. La settimana successiva, il 17 di marzo, c'è un appuntamento invece congiunto con l'Università di Padova, in particolare con il Master in G-Science e Sistemi a pilotaggio remoto del Dipartimento di Ingegneria. E questo appuntamento per noi è molto interessante, anche gli altri lo sono, per carità, però questo ci teniamo particolarmente perché, come vedete, ci sono 6 relazioni, 6 short presentations di studenti che hanno svolto lo stage da noi negli anni scorsi. Anche quest'anno ne avremo 3, ogni stagione praticamente abbiamo degli studenti da questo master. I risultati sono davvero eccezionali, nel senso che sono ragazzi molto preparati, e l'esito di queste loro attività che svolgono assieme a noi, gli esiti sono sempre di grande soddisfazione, e alcune cose che loro hanno fatto sono entrate nei flussi gestionali della regione, venendo a far parte di quello che è l'apparato diciamo di funzionamento dell'ente. Però in alcuni casi ci sono state anche delle conseguenze che hanno portato alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche. Quindi è una sinergia con una delle molte sinergie che abbiamo con l'università, particolarmente fruttuosa. Il penultimo appuntamento, il 24 marzo, torniamo a parlare in qualche modo di satelliti sicuramente, ma per il positioning, e anche di altre azioni, come parleremo un po' dei rilievi LIDAR, dove la nostra regione è particolarmente attiva ormai da molto tempo, e anche qui abbiamo ospiti che vengono da varie realtà, dal mondo accademico, ma alla moderazione anche di Giancarlo Callini del GSA, quindi del soggetto gestore di Galileo, come conosciamo. Poi anche qui il contributo di liberi professionisti, di altri colleghi dell'università e anche di altre strutture regionali, sull'applicazione, sull'utilizzo poi, come posso dire, operativo di questi dati per la conoscenza geodetica e plano-altimetrica del territorio. Infine concludiamo con un tema di veramente grande interesse per la dimensione locale, passatemi questa definizione, quindi per i comuni e per gli altri enti che spesso stanno in prima linea col dover gestire delle situazioni non semplici e che spesso hanno quotidiani stimoli. Parliamo dei database topografici, cioè l'evoluzione di quella che era la carta tecnica regionale. Ne parliamo naturalmente inquadrando il problema sotto diversi punti di vista. Ecco, il contenuto di questo ultimo webinar
mi offre la possibilità di fare una piccolissima digressione prima di passare al mio intervento successivo. La digressione è che nell'organizzazione di questo ciclo di webinar noi abbiamo inteso privilegiare la velocità, perché la situazione delle restrizioni dovute alla pandemia ci suggerivano di intervenire rapidamente, visto che non si possono fare altri tipi di momenti, di occasioni di incontro, di confronto. Abbiamo pensato di ricorrere, come fanno in tanti d'altro canto, a questo tipo di mezzo, di veicolo. Per fare molto velocemente, naturalmente abbiamo, ripeto, trascurato alcune altre possibilità, come la possibilità di strutturare meglio queste iniziative assieme agli ordini professionali e assieme anche ai comuni. Ecco, questo intendiamo rimediare a questo tipo di situazione, approfittare di questo primo momento per poi organizzarne altri, e l'auspicio, anche condiviso con l'assessore Corazzari, è quello di poter realizzare inizialmente almeno un evento in ibrido, quindi in presenza e in streaming, da organizzare assieme, congiuntamente con gli ordini professionali che hanno naturalmente interesse su questo ambito, e anche i comuni del Veneto, perlomeno una parte dei comuni che ritengono opportuno supportare questo tipo di iniziative in maniera attiva. Vi chiedo scusa per questa descrizione che è stata più lunga magari del previsto su quello che sarà questo ciclo di webinar. Passerei ora alla presentazione prevista dal programma. Eccoci, scusate per il breve momento, ma come dicevo prima, solitamente non facciamo questo mestiere, quando qualche passaggio critico ci può essere. Tuttavia vedo di procedere il più speditamente possibile nel illustrarvi questa presentazione, che vuole trattare un po' di concetti generali. Io non vorrei annoiarvi appunto come posso dire, raccontandovi cose che già abbiamo detto prima, anche nelle fasi dei saluti. Cioè è chiaro che la nostra strategia, lo capite anche dalla lettura del programma che vi abbiamo inviato, che è stato pubblicato. La nostra strategia generale è quella di utilizzare l'IT come punto centrale, punto cardine di tutte le attività in questo settore. Quindi io in questa presentazione vorrei approfittare per fare un ragionamento di ordine più generale, che mi auguro possa anche fungere da stimolo per riflessioni, discussioni successive e quant'altro. Innanzitutto, come tutte le presentazioni, come in tutte le buone famiglie, cominciamo dai riferimenti normativi, però come vedete ho evidenziato insomma, che si tratta di una slide unica, le norme sono molte, quelle che veramente ci interessano, alla fine lo dico per quei pochi che non fossero del mestiere, sono la direttiva INSPIRE, che introduce appunto in Europa il concetto di infrastruttura di dati geografici, spaziali, territoriali, chiamiamolo come vogliamo, diciamo STI, e poi naturalmente il codice di amministrazione digitale, che immagino tutti conosciamo. Ecco, questa è la seconda slide, un po' insomma, tra virgolette, un po' scherzosa o disarticolata, che chiamiamola come vogliamo. In realtà il settore ha un sacco di elementi di confusione o di difficoltà, diciamo. Già la produzione e la gestione di dati geografici è una faccenda complessa, in realtà lo è sempre stata, anche quando si faceva la carta, diciamo, tradizionale. È un mestiere abbastanza per iniziati, diciamo, quindi i problemi ci sono sempre palesati. Negli ultimi tempi, con un enorme progresso scientifico e tecnologico, le cose si sono fatte ancora più complicate. Più ci aggiungiamo che ogni volta che c'è una cosa nuova, la cosa che più si sviluppa è il numero di definizioni diverse, insomma, di sigle, definizioni e quant'altro. Quindi c'è una situazione in cui c'è un proliferare di scuole di pensiero, di ragionamenti, e questo magari provoca anche qualche difficoltà poi nell'intendersi. Quindi io propongo questa soluzione, magari sicuramente un po' grezza, però ci serve per poter continuare a parlare tutto sommato la stessa lingua, almeno all'interno di questo ambito.
e come dice qualcuno, no? se sbagliamo tutti nella stessa maniera. Quindi per me, quando parliamo di IDT, infrastruttura dati geografica, infrastruttura dati geografica, Spatial Data Infrastructure, per me è la stessa cosa, quindi troverete più avanti magari SDI più che altro citato, anche se la nostra infrastruttura si chiama IDT, però è la stessa identica cosa. Lo stesso vale per gli acronimi SIT, GIS e SIG. So benissimo che in Italia SIT ha assunto una sezione diversa, difatti ad esempio negli enti locali si chiama ufficio SIT, solitamente quello che se ne occupa, no? Però in realtà l'acronimo giusto per me rimane GIS, cioè Geographic Information System. Del resto questo tipo di situazione, di dispersione, di moltiplicazione dei significati degli acronimi rispecchia un po' quello che è anche un problema di corrispondenza linguistica. Ecco, cioè la parola territorio, sapete, ha un numero enorme di traduzioni nell'inglese senza aver mai tutto sommato la stessa accezione che ha da noi. Nel francese è diverso e via dicendo. Molte persone sicuramente sono più esperte di me in questo settore, ma da questo derivano anche problemi di questo tipo. Ecco, per evitare di perdere troppo tempo in queste equivalenze, io le considererei uguali. Qua facciamo un po' di cose storiche. Noi parliamo adesso di queste faccende come se fossero, a volte ci sembra che i problemi siano nuovi, in realtà cambiamo i mezzi, cambiamo gli strumenti, ma molte riflessioni sono state fatte anche nei millenni passati, direi, no? Questa la rivoluzione di carta romana, la tavola penitenziaria, molti conoscono, sostanzialmente, perdonatemi la semplificazione, ma in qualche modo è un grafo, quindi una rappresentazione che serve a qualcosa di specifico che riguarda il trasporto e gli spostamenti, quello che noi adesso chiameremo grafo. In qualche modo, forzando moltissimo le definizioni e la nostra visione dell'informazione e dell'informazione territoriale o geografica, anche il ballo di Adriano in qualche modo era utilizzato come infrastruttura che serviva all'altro, però in qualche modo serviva anche per la trasmissione di informazioni sul territorio. Ora, naturalmente non sono esperto in materia, non ricordo con precisione, ma siamo certi che pare ci fosse la trasmissione di messaggi attraverso segnalazioni di vario tipo tra una torre di guardia e l'altra, e queste segnalazioni in pochi minuti consentissero di arrivare da una costa all'altra dell'Inghilterra, sostanzialmente della Britannia. E questo è in qualche modo è una trasmissione di comunicazioni, quindi un sistema informativo che si muove sul territorio, no? Che agisce sul territorio. Poi qui, questo è per chi conosce la scienza, diciamo, del GIS, è per antonomasia il primo sistema GIS che sia mai stato realizzato, è la famosa pompa di Snow. Snow era un medico che a Londra riuscì a individuare qual era la pompa, appunto la fonte di acqua inquinata da dove derivavano i casi di colera. I casi di colera molto frequenti all'epoca, naturalmente anche a Londra, in particolare una situazione di epidemia nel 1849 molto pesante, con un numero di vittime consistente. La possibilità di capire, risalendo alla posizione a domicilio sostanzialmente degli ammalati, dei contaminati, capire che alla fine l'origine del batterio era nell'acqua che usciva da questa pompa, quindi è un utilizzo per quei tempi sicuramente estremamente evoluto, di avanguardia, della informazione geografica. Vi aggiungo due note su questo aspetto della pompa di Snow. Uno è serio e uno un po' più leggero. La nota seria è che ci ha messo un paio d'anni il medico Snow a farsi accettare questo approccio dalla municipalità di Londra, quindi quando anche le nostre idee, no, i nostri progetti vengono magari non capiti subito dalle parti decisorie, dobbiamo portare pazienza. Mi vengono in mente molte cose sulla gestione dell'emergenza pandemica, per le quali insomma ovviamente non ne parliamo adesso perché sarebbe necessario, credo, molte ore per descrivere quello che credo, e con me anche molti altri, si sarebbe potuto fare e non si è fatto utilizzando meglio l'informazione geografica. Invece la nota più scherzosa, la persona che vedete ritratta appoggiata sulla pompa di Snow, sulla riproduzione attuale della pompa di Snow, è l'ingegnere Maurizio Del Gennaro, che fino a pochi giorni fa era in servizio per la Regione del Veneto, che per moltissimi anni molti di voi conoscono perché ha diretto la produzione e la gestione del dato cartografico per la Regione del Veneto. Sempre concludiamo questa parte iniziale per insomma in qualche modo
chiarirci le idee, portarci verso il focus di questa giornata, vedendo le evoluzioni. Queste sono cose che tutti conosciamo, no? Molti di noi presenti insomma in questa giornata non sono giovanissimi, quindi molti di noi le hanno anche viste queste evoluzioni, magari non quelle della carta centrale che è del Bonzacchi, quindi siamo a cavallo del 1800, però insomma quello che io voglio comunicare, penso siamo d'accordo tutti, sulla carta vedete c'è tutto quello che ci sta o tutto quello che decidiamo ci possa stare, cioè in fin dei conti le carte sono cambiate tutto sommato poco, fino in epoca recente, quella che vedete a destra è un pezzo di CTL regionale di qualche decennio fa, quindi bisognava rappresentare tutto sulla carta. Trascuriamo naturalmente considerazioni di ordine storico, insomma, che meriterebbero più tempo e relatori più adeguati sulla cambiamento, insomma, dalla rappresentazione simbolica all'inizio della cartografia, diciamo, scientifica, topografica, avanti di questo passo, però il concetto rimane il medesimo che ho detto in precedenza, quello era lo strumento di comunicazione, questi erano i metodi, quindi la semantica, la simbologia, la scelta di cosa evidenziare. La seconda fase evolutiva della cartografia, tra virgolette, è l'introduzione dei sistemi informativi geografici. Infatti si comincia a parlare di sistemi di dati, quindi io posso mettere più dati assieme, sono cose che conosciamo tutti bene. Il disegnino che vedete sulla destra è molto banale, no? La sovrapposizione fra strati. Tanti anni fa si mettevano i lucidi sopra per capire cosa succedeva. Adesso si può lavorare molto più facilmente e questo consente di trattare sistemi di dati più articolati naturalmente e contemporanei, anche grazie all'uniformità dei sistemi di riferimento e naturalmente altre regole di interoperabilità. Ho aggiunto anche in questa slide una immagine che ritengo interessante, che è quella della città di Treviso, un'immagine dell'agosto del 1943, è in qualche modo un sistema informativo, è un'immagine di prima dei bombardamenti in cui la Royal Air Force si preoccupa, oltre che di fotografare, di indicare, si vede poco magari nello schermo, ma sono indicati gli obiettivi, quindi depositi merci, stazioni ferroviarie e quant'altro. Ovviamente, come tutti sapete, poi Treviso è stata effettivamente bombardata e nel prossimo webinar vedremo anche numerose immagini degli effetti dei bombardamenti, quindi anche qui si incrociano informazioni diverse in qualche modo. La terza e ultima fase per ora evolutiva della rappresentazione del territorio è l'introduzione dell'SDI, quindi sistemi complessi con regole precise, relazioni articolate, per produrre servizi per il territorio sfruttando l'interoperabilità dei dati e le connessioni di rete sostanzialmente. Okay? Poi ne parleremo naturalmente molto in tutta questa avventura, ma tutti conoscete questa realtà, no? Quindi nuovi hardware, software, ma soprattutto nuovi dati, nuovi tipi di dati, le regole della metadatazione e quant'altro. Io qua ho inserito questa slide che non vuole assolutamente essere polemica nei confronti di chi svolge questo tipo di attività, anzi sono un grande sostenitore di Google Earth, che sicuramente ha portato uno sconquasso nel panorama della cartografia, diciamo, mondiale, portando anche dei contraccolpi in qualche modo negativi, perché non possiamo negare che dopo la sua comparsa per molto tempo si è ritenuto che fosse sufficiente Google Earth e quindi in qualche modo il dato ufficiale, il dato formale prodotto anche dalle amministrazioni pubbliche ha subito qualche ricaduta in senso negativo. Però adesso le cose mi paiono molto mutate, insomma è evidente che si tratta di due ambiti diversi, solo apparentemente sovrapponibili. Quindi non vi è nessuna polemica nei confronti di Google o degli altri operatori che svolgono questo tipo di attività, solo mi chiedo francamente chi possa pensare che Google Earth in fin dei conti sia una SDI, cioè un sistema evoluto. Io francamente penso di no, penso più che sia tra la prima e la seconda fase di evoluzione della cartografia. Sembra un GIS bello, molto potente, e in molti casi sembra più una carta, insomma, ecco, quindi ci metto sopra quello che ci sta e in qualche modo come viene, per uno scopo preciso che è il business e il commercio, e questo va molto bene, ma è uno scopo. Prima di proseguire vediamo le definizioni di SDI, ce ne sono un numero esorbitante, come accennavo prima, quando nascono queste cose poi si sbizzariscono tutti in questo tipo di esercizio. Io qua ne ho indicate alcune, adesso l'abbiamo detto prima, no? Tecnologia, politiche standard e risorse umane, questo è molto importante, si diceva già ai tempi dei GIS.
e le attività correlate necessarie per acquisire, elaborare, distribuire, utilizzare, mantenere e preservare i dati spaziali, concetto di manutenzione molto importante. Vedete poi la definizione del GSDI del 2009. A me piace molto, tra le tante, e però è un gusto personale, ma poi c'è un collegamento con quello che vi dirò dopo, quella di Werner Kuhn dell'Università di Santa Barbara in California, che ci dice che una SDI è una serie coordinata di accordi su standard tecnologici, accordi istituzionali e politiche che consentono la scoperta e l'uso di informazioni geospaziali da parte degli utenti per scopi diversi da quelli per cui è stata creata. Questo è un aspetto sul quale vi inviterei insomma a riporre un'attenzione particolare. Questa slide, che esteticamente è piuttosto modesta, insomma, e di questo me ne scuso, però è forse un po' quella centrale del messaggio che vorrei provare a trasmettere. Vedete, nell'evoluzione del tempo, abbiamo visto qualche esempio prima, sono cambiati i metodi di acquisizione dei dati, sono cambiate le strategie di gestione dei dati. Noi in questi webinar parliamo della nostra strategia attuale, quella che cerchiamo di formare, e gli utilizzatori, quindi i bisogni degli utilizzatori, gli obiettivi degli utilizzatori. Vedete che nella colonna di sinistra, nei metodi di acquisizione, partiamo naturalmente dalle situazioni più remote nel tempo. Le carte insomma venivano realizzate grazie alle informazioni raccolte dai navigatori e dagli esploratori, no? Poi io ho voluto indicare la navigazione con orologio perché l'introduzione degli orologi di precisione nell'Ottocento ha cambiato sostanzialmente il mondo, anche se molti non lo sanno, perché la determinazione precisa della longitudine è stato un fattore determinante per la navigazione, soprattutto per la sicurezza della navigazione. Poi l'introduzione di sistemi ottici di misura che tutti conosciamo, le riprese aeree che naturalmente hanno un grande stimolo durante la Prima Guerra Mondiale e cominciano a essere organizzate anche in maniera sistematica con l'aerofotogrammetria subito dopo il primo conflitto mondiale. Quella è un'epoca in cui si lavora naturalmente di carte tradizionali, no? Di tutti i tipi, geografiche, topografiche. Si usa molto la distinzione che è andata avanti fino a poco tempo fa e adesso secondo me è un po' stucchevole tra carte di base e carte tematiche, ma questo è un tema di cui forse avremo modo di parlare in seguito. E poi sempre in quella fase chiaramente parliamo di, guardando la colonna più a destra, di utilizzatori di dati specifici, cioè utilizzatori specifici per obiettivi ben definiti. Le carte si fanno per l'esplorazione, le carte si fanno per scopi militari, le carte si fanno per scopi fiscali, no? Di individuazione della proprietà, pensiamo alle carte catastali logicamente, ma anche per fare un piccolo cenno, sapete anche le dimensioni, no? delle tavolette dell'IGM legate a tutti quanti i fattori di correzione legati ai tiri d'artiglieria e quant'altro, quindi gli obiettivi erano molto molto precisi. Questo è un elemento importantissimo perché cosa succede? Che fino a poco tempo fa, cioè prima della logica GIS, si lavorava comunque su una carta che aveva fatto qualcun altro per un motivo diverso, e quindi chi doveva poi introdurre il proprio tema si limitava a disegnare sopra questa carta che diventava una specie di sfondo. Ecco, questo è naturalmente totalmente collidente con la logica della formazione di un sistema strutturato di dati che deve essere appunto fatto assieme a chi ha dei bisogni da soddisfare. Questo è un concetto. E penso che su questo siamo d'accordo tutti. Poi tornando all'evoluzione dell'acquisizione, chiaramente un altro fattore importante è stato l'incremento delle comunicazioni, quindi internet e tutto quello che noi conosciamo, naturalmente il rilievo e posizionamento satellitare, le immagini digitali e multisensoriali. Tutto questo è l'epoca della Geographic Information System, che è molto recente, a tutti nota. Qui gli obiettivi cominciano a essere composti, cioè qui volendo, se uno era bravo, se uno riusciva a catturare l'attenzione degli interlocutori in maniera seria, profonda, si è cominciato a fare effettivamente, a soddisfare obiettivi che ho chiamato composti, ma insomma più articolati, no? Ecco, una pianificazione ad esempio sia a scala comunale, sia urbanistica, sia a scala regionale o quant'altro, si fa in questo modo, no? Quindi si creano dei sistemi informativi geografici che supportano questo tipo di attività. L'ultimo riga che ho inserito riguarda un po' l'epoca attuale, quindi l'incremento spaventoso dei dati che derivano dai satelliti, che è veramente inarrestabile, in crescita esponenziale per tanti motivi.
Tra l'altro ho sentito ci sono anche iscritti a questi webinar alcuni colleghi che lavorano per imprese che si occupano di questo, e approfitto una piccola digressione per salutare e ringraziare anche tutti coloro che lavorano, oltre ai professionisti, ma anche per le imprese che sono collegate a questo ciclo. Ecco, poi vedrete, io parlerò del sistema di relazioni che abbiamo molto rapidamente. Non cito direttamente le imprese in quelle slide, ma sono in realtà parte cruciale di un sistema che intende crescere assieme. Infatti rivendichiamo di avere ottimi rapporti con tutte le imprese italiane e non solo. Questa epoca di immagini digitali, multisensoriali, LIDAR, iperspettrale, termico, quant'altro, e di satelliti, è l'epoca dell'SDI, quindi situazione sempre più articolata, complessa, con la necessità di avere regole precise, e gli obiettivi cominciano a essere gli obiettivi di tanti, cioè individuare i soggetti interessati, i potenziali beneficiari diventa difficile. È l'operazione che si fa, insomma, in questi ultimi anni, quando si è cominciato a fare geoportali, infrastrutture dati geografiche e quant'altro, si è cominciato a ragionare di questo, perché è chiaro che fai qualcosa che serve anche a qualcun altro, cioè che serve a un sacco di multitasking, insomma, general purpose, no? Potremmo dire, serve a molte situazioni diversificate. Tornando a noi, visto che parliamo della strategia nostra, e qui in questa slide sintetizzo un percorso che è iniziato nel 2004-2005 con la liberazione della cessione della cartografia tecnica regionale, che prima era venduta come in tutto il resto d'Italia, e anche con la messa in opera della prima parte, diciamo, di rete GPS Veneto, con la liberazione dei dati agli utenti. Poi abbiamo naturalmente l'evoluzione, come tutti gli altri soggetti pubblici italiani, verso il WebGIS, e poi alle logiche invece di infrastruttura dati, che adesso si è avuto ulteriormente con il DT 2.0, che poi il collega Delio Brentani ci descriverà. L'ultima frase che indico, mettere in condivisione i dati disponibili non è però sufficiente a creare una relazione costruttiva con il territorio. Per questo sono sempre cresciute le collaborazioni istituzionali e progettuali a diverse scale di interesse. Prima di tutto a livello interno è fondamentale avere grandi occasioni di collaborazione e confronto con i colleghi di altri uffici, di altre strutture della regione oppure degli enti strumentali. Ho cito in particolare ARPA per una lunghissima storia di collaborazione e condivisione. Ecco, la seconda frase è importante. La tendenza virtuosa degli ultimi anni è quella di abbandonare le interazioni on demand, ok? Perché sono utili per risolvere problemi specifici di modesta prospettiva, a favore della condivisione di visioni progettuali più ampie, eccetera, eccetera. Ora, niente contro il collega che viene a chiederci la stampa di una carta, ci mancherebbe altro, però è più importante che il collega impari a stamparla da solo e che si ragioni piuttosto nel merito delle attività dove trovano punti di interesse. Questo ultimamente si fa moltissimo, sempre di più. E oltre a rivolgere lo sguardo verso l'interno, verso i nostri vicini di stanza e di palazzo, naturalmente andiamo verso l'esterno. Prima di tutto andiamo verso il territorio. Io qui ho inserito alcuni simboli, spero di non aver dimenticato, sicuramente ho dimenticato qualcuno, e questo eventualmente chiedo di segnalarvelo, così prima di pubblicare queste presentazioni provvederò a correggere, ma noi abbiamo negli anni avuto molti rapporti convenzionali formalizzati con amministrazioni, con consorzi, con quant'altro. Molte sono attive anche adesso e questo ci rende veramente molto orgogliosi. Insomma, c'è una risposta importantissima e assolutamente totalmente paritaria, perché quello che noi possiamo dare è un contributo, e però in cambio riceviamo moltissimo da queste situazioni di condivisione. E parliamo di un settore dove c'è, come dire, un'evoluzione meteorologica, tecnica e scientifica enorme, a una velocità veramente molto consistente, quindi dobbiamo avere, lo facciamo con piacere, ma è assolutamente necessario avere un collegamento con tutto quello che è ricerca, e già prima ho citato in parte illustrando il nostro programma, abbiamo anche qui molte relazioni formalizzate con università e centri di ricerca. C'è poi un contesto nazionale, in questo io ringrazio naturalmente della fiducia, insomma, la Giunta e il direttore, ma anche devo citare una tradizione molto lunga di chi ci ha preceduti in questo ruolo,
avete visto prima l'immagine dell'ingegnere Maurizio De Gennaro, c'è sempre stata una grande attenzione verso quello che accade nei tavoli interregionali e nazionali e questo ha comportato enormi ricadute positive. Vedrete in questo ciclo di webinar alcuni dei dati che noi pubblichiamo sono stati anche migliorati, prodotti ottenuti grazie alla collaborazione di altre entità a livello nazionale oppure grazie alle cose che abbiamo imparato, che abbiamo condiviso su questi tavoli istituzionali. Qui vedete citati naturalmente i nostri partner più tradizionali, più importanti come l'Istituto Geografico Militare Italiano, l'Istituto Idrografico della Marina, l'Agenzia delle Entrate, nel senso naturalmente di territorio, quello che insomma possiamo chiamare Catasto, Agid, Agenzia Digitale, il CISIS, Centro Interregionale, e la Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale Ambientale, che è l'organo che con il decreto 32/2010, sostanzialmente il recepimento di INSPIRE, ha il compito di coordinare tutti i produttori di dati geocartografici italiani. Ma allarghiamo ulteriormente lo sguardo e andiamo verso il sistema di relazioni nell'orizzonte europeo e anche globale nelle organizzazioni che fanno capo alle Nazioni Unite. Alcune di queste realtà saranno anche presenti come relatori a questo ciclo di webinar e non voglio far torto a nessuno, ma in particolare voglio sottolineare il rapporto ormai di, se non ricordo male, 12 anni, cioè fin dalla fondazione di Nereus, consorzio delle regioni europee per le attività che riguardano lo spazio. La Regione Veneto è una delle regioni che ha partecipato alla fondazione di questo consorzio e l'adesione a questa realtà ci fornisce grandi ritorni. Insomma, tra l'altro l'anno scorso anche il centro interregionale del CISIS ha aderito a questo consorzio, ma avremo modo di parlarne senz'altro nel webinar in cui si parla di dati spaziali, soprattutto per l'osservazione della Terra. Qui vi ripropongo la slide di prima, quella un po' sgraziata, perché c'è una riga in più che vedete evidenziata in rosso. Fino adesso abbiamo parlato di complessità, che è già molta, e abbiamo parlato di complessità a questo momento, cioè quella che noi vediamo. Dobbiamo cercare di capire cosa succederà fra poco. Il problema è che il futuro appunto non è un futuro di fra 10 anni, non si può più ragionare così, ma è un futuro che potrebbe essere fra 6 mesi, fra un anno. No? Sentiamo parlare di queste costellazioni di satelliti, di 5.000-7.000 nanosatelliti, come se fosse una cosa banale, no? Naturalmente banale non lo è. Qual è il problema? Il problema è che le grandi innovazioni tecnologiche a questa velocità difficilmente sono supportate da un apparato normativo, ma soprattutto dalla formazione di un'etica comune e gestionale di questo tipo di evoluzioni. E adesso non voglio uscire naturalmente dal nostro campo di interesse, ma basta che pensiamo alla partita di TikTok, no? Quella che stai facendo, insomma, quelle tragedie che abbiamo sentito. Pare strano che vi siano questi canali incredibilmente efficaci e chi deve occuparsi di questo sia in gravissimo ritardo, non per colpa sua, parlo dei garanti, delle normative sulla privacy e quant'altro. Tornando a noi, io ho messo a titolo indicativo come ultima riga della colonna più a sinistra lo streaming, cioè penso che avremo dati in tempo reale, no? Avremo dei video dallo spazio fra poco, insomma, ma ne avremo tanti, non soltanto un satellite orientato on demand per i militari che già ce l'hanno, insomma parliamo di cose che saranno sempre più diffuse a prezzi accessibili. Questo naturalmente ci provoca a dover pensare a strategie di gestione dei dati diversi, cioè Google come adesso non basta più, IDT 2.0 non basta più perché ci sarà l'intervento di massivo dell'intelligenza artificiale, che molto si basa sulla collocazione geografica degli oggetti, bisogna avere dati real time per scopi più diversi, naturalmente, on demand, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo pensare a una situazione veramente ancora più rivoluzionata di quella che ci pare essere adesso. Gli utilizzatori diventano tutti. Io, insomma, vorrei, la domanda che mi porrei non è più a chi interessa l'informazione geografica, ma a chi può non interessare l'informazione geografica. E qui ritorno sul discorso di prima, che è quello che riguarda la pandemia, no? Si sarebbe potuto fare infinitamente di più, ma prima della pandemia si parlava di altro, si parlava che il settore più promettente di sviluppo è quello della salute, dell'health, e uno dei temi che andava per la maggiore, prima che prendessimo tutti paura della pandemia, era i famosi orologi, sensori e quant'altro che ti dicono quando ti sta prendendo la malattia. No? Questa cosa mi pare estremamente promettente, non a me ma alle grandi major che lavorano e investono su questo, e questo ci porta naturalmente anche in questo caso a un ruolo sempre più importante
del dato geografico, perché quando uno sta per avere un infarto è importante anche capire dove si trova magari, no? Rispetto ai posti dove può essere salvato. Scusate la digressione. Sono alla penultima slide finalmente, quindi la conseguenza qual è? Che se interessa a tutti questo tipo di situazione dobbiamo noi aprirci a tutti, cioè non basta il sistema di relazioni, non basta la comunicazione tradizionale, il bellissimo bollettino cartografico che facevamo alcuni anni fa è stupendo ma anacronistico, dobbiamo trovare nuove soluzioni, tra cui, vedete, la comunicazione assume un ruolo più evoluto e dinamico, da qui l'idea del ciclo di webinar che noi facciamo confidando di avere un feedback dal territorio, da tutto, non soltanto il territorio, da tutti i soggetti intervenuti, perché il sistema, passatemi il termine, va costruito assieme, altrimenti è impossibile indovinare la soluzione migliore da soli. E, oltre a individuare i fruitori e i loro bisogni, consolidata logica GIS, come tutti sappiamo, adesso bisogna anche immaginare fruitori e bisogni futuri. Vediamo che in questo modo, alla fine di questo racconto, insomma, torniamo a quella che era la definizione di Kuhn che appunto mi ha colpito e mi sembrava interessante come filo conduttore del messaggio che ho cercato di trasmettere. Ecco, l'ultima slide è importante perché, oltre a ringraziare lo staff di colleghi che si occupano precisamente, insomma, della informazione geografica all'interno della regione, con l'aggiunta della collega Carla Sbor che si occupa anche di molto altro, ma sostiene moltissimo questa operazione di questo ciclo di webinar. E ci tengo, la slide l'ho rubata naturalmente al collega Delio Brettan, la rivedrete anche in fondo alla sua presentazione, la vedrete spesso nelle nostre presentazioni perché c'è l'home page del geoportale, ma c'è anche l'email di contatto. Io invito tutti naturalmente a porre delle domande già in chat se vi sono delle domande, delle curiosità, però anche a inviarci delle mail a questo indirizzo. Poi vedremo il prima possibile di rispondere, di prendere contatto, di sviluppare eventuali successive collaborazioni o quant'altro. Io vi ringrazio, concludo la mia presentazione in questo modo e datemi pochi secondi per toglierla e passo. Eccoci, e passo immediatamente, cedo la postazione al collega Delio Brettan che vi illustra la seconda relazione della giornata e descriverà l'infrastruttura dati territoriali della Regione Veneto e il funzionamento. Grazie. Buongiorno a tutti, scusate l'avvicendamento ma doveroso ringraziare prima di tutto il collega e amico Umberto Trivelloni, l'assessore Cristiano Corazzari per l'intervento. Io cercherò di essere più pratico e operativo possibile, ovviamente c'è la chat per eventuali domande. Vi ringrazio perché siamo in 430 persone collegate, ci sarebbero volute 4 sale regionali per contenervi tutti e per fortuna che con la pandemia abbiamo imparato a utilizzare questi strumenti digitali. Un secondo che riesco ad aprire, eccola qui. Allora io faccio una piccolissima e breve introduzione sulla piattaforma IDT2, il nostro geoportale regionale, e poi andremo a vedere insieme come funziona il portale. Ovviamente questa è la prima di alcune presentazioni, di alcuni webinar che vanno a mettere l'accento sulla nostra infrastruttura e il funzionamento. Quindi se vado veloce su alcuni punti verranno poi ripresi successivamente nei prossimi webinar. Eccoci qua. Allora, il funzionamento dell'infrastruttura dati territoriali. Come sapete l'abbiamo chiamata 2.0 perché abbiamo già avuto un'infrastruttura dati in regione che ha funzionato per diversi anni con i pro e i contro, e con i contro abbiamo cercato di risolvere creando appunto la nuova infrastruttura. Perché una nuova infrastruttura? Siamo passati da un'infrastruttura di fruizione a un'infrastruttura per la gestione integrata dei dati, in modo da consentire alla regione e non solo, quindi a tutti gli organi
che fanno capo alla regione, enti strumentali e altro, di sfruttare in maniera coordinata i vari dati e le varie relazioni, le risorse che appunto abbiamo messo a disposizione. Ovviamente con accordi con gli enti locali siamo anche disposti e abbiamo già messo in riuso la nostra piattaforma. Un ADT è un qualcosa di più di un insieme di dati, come vi ha già spiegato il collega Umberto. Gestisce dati, attributi, metadati, strumenti, visualizzatori, cataloghi. Ovviamente tutto questo per l'accesso ai dati in modalità da remoto e secondo le normative vigenti. Quindi faccio riferimento al catalogo dei dati nazionali, RNDT, Inspire in primis e altro. Ovviamente per rendere un IDT funzionale è necessaria inoltre anche la presenza di accordi istituzionali, come vi faceva notare Umberto prima, abbiamo stretto numerosi accordi sia con gli enti locali che a livello statale. Un IDT fornisce anche un ambiente ideale per una connessione alle applicazioni dati. Cosa vuol dire? Che tutte le applicazioni regionali e non solo, che hanno un riferimento al dato geografico, fanno base IDT. Quindi abbiamo un'architettura fisica, hardware, software, monitoraggio, rete, storage. Abbiamo un'architettura logica, quindi tutti i vari software e gli strumenti che vanno a costruire l'infrastruttura, i modelli di interazione dell'infrastruttura, i flussi di funzionamento. E ovviamente quella che non può mai mancare è una parte amministrativa che siamo noi che coordiniamo l'inserimento dei dati, la creazione di portali e altro. Ho voluto mettere questa slide per farvi capire come è evoluta l'infrastruttura e l'accesso al geoportale dal 2018 al 2020. Allora, teniamo conto che la dismissione della vecchia IDT è stata fatta a fine 2017, quindi nel 2018 è entrata in funzione la nuova infrastruttura. Qui vediamo il balzo in avanti dell'accesso ai dati, siamo passati da 57.000 accessi al 2018 a ben quasi 700.000 al 2019 e 1.100.000 a fine 2020. Incremento notevole, diciamo così, se paragonato anche al download dei dati. Come vedete, il download dei dati è in flessione dal 2019 al 2020, perché? Ve lo spiegherò anche durante la presentazione. Perché abbiamo implementato e reso più funzionali i servizi VMS, i servizi VFS, in modo tale che l'utente non debba più scaricare in locale una mole di dati, magari non aggiornati perché li scarica oggi e domani c'è un aggiornamento, ma possa direttamente, come si dice, attaccarsi alla macchina e scaricare in maniera dinamica e sempre aggiornata i dati che gli interessano, più che scaricare e usufruire dei dati. Questa è la slide che ovviamente mi ha, tra virgolette, rubato il collega, ma è solo per dirvi quello che andrò a trattare adesso. Quindi il geoportale, i visualizzatori, la ricerca da catalogo, il download dei dati, perché questo rimane comunque, la gestione dei metadati e, se riusciamo, visti i tempi, anche un piccolo focus sulla parte di gestione del ciclo di vita del dato. Sì. Faccio intervenire un secondo il collega Umberto, eccoci qua. Soltanto una nota velocissima, stiamo naturalmente raccogliendo le domande, poi alla fine qualche minuto risponderemo alle principali, poi invece altre naturalmente lo faremo in seguito con le mail come abbiamo detto già prima. Una cosa ho dimenticato di dire, scusami Delio per l'interruzione, questi webinar sono registrati e verranno poi messi a disposizione le slide e anche la registrazione, perché appunto c'è un grosso interesse su questo aspetto. Questo mi stava sfuggendo questa cosa. Sì, no, l'ho scritto in chat quando ce l'hanno chiesto, quindi benissimo del tuo remember. Datemi un secondo che adesso facciamo una cosa che di solito non si fa mai, andiamo live con la nostra infrastruttura e vediamo un attimo se... Eccoci qua. Vediamo se ha voglia di collaborare con noi questa mattina. Torniamo in condivisione.
Eccoci qua. Allora, questa è l'home page dell'infrastruttura dati. Diminuisco un attimo lo zoom, scusate, così vi faccio vedere un attimo come è strutturata l'home page. L'home page che non è banale, ma è molto importante per la navigazione all'interno dell'infrastruttura stessa. Come vedete, la barra in alto mi dà delle indicazioni molto precise e rapide su alcuni portali più utilizzati in assoluto, quindi l'home page, l'aerofototeca, che sarà ovviamente avrà un focus particolare nel prossimo webinar, il portale dei dati cartografici, di cui vi accennerò brevemente dopo per farvi vedere come funziona WebGIS, la gestione dei metadati, la ricerca da catalogo e ovviamente cose che non può assolutamente mancare, che vediamo anche subito, le condizioni d'uso. Nelle condizioni d'uso vengono esplicitate le licenze dei dati che sono contenuti all'interno dell'infrastruttura e i link ai servizi WMS, WMTS e CSW messi a disposizione dal nostro portale. Tutti i dati presenti all'interno dell'infrastruttura sono su licenza IODL o CC BY, quindi sono tutti dati aperti, riutilizzabili, tranne ovviamente quelli che sono citati qui in basso, che sono le ortofoto, perché sono di proprietà non della Regione del Veneto. Torniamo all'home page. In basso troviamo a destra la sezione notizie. Come vedete adesso è pubblicata la notizia dei seminari, dei webinar che stiamo facendo. C'è una semplice ricerca nel sito per parole chiavi, okay? E in basso c'è la parte che riguarda i sondaggi. Metteremo alla fine del ciclo dei webinar un sondaggio, se siete cortesemente invitati a compilare, penso sarà sul gradimento dei webinar stessi o eventualmente su altre iniziative che andremo a organizzare. Anche in questo caso è descritta in maniera sintetica la suddivisione del portale nelle 4 sezioni specifiche, quindi cosa è contenuto all'interno della sezione di visualizzatori, cosa è contenuto all'interno della sezione del catalogo, del download e della trasformazione di coordinate. Faccio un piccolo focus. Tutti i dati contenuti all'interno dell'infrastruttura vengono, poi vi faccio vedere ovviamente, vengono gestiti e trasformati attraverso i grigliati dell'IGM, quindi è una trasformazione rigorosa. Ovviamente, essendo i grigliati sotto licenza, la parte di trasformazione di coordinate che qui vedete è l'unica ad accesso riservato. Questo accesso è riservato agli enti pubblici e ovviamente ai colleghi della Regione del Veneto, per adesso. Alla fine abbiamo ancora l'indicazione dei servizi OGC messi a disposizione con i relativi link. Benissimo, allora ovviamente questi link possono essere utilizzati per caricare i dati della regione del geoportale all'interno di software come QGIS, ArcGIS o altro. Passiamo subito alla prima sezione di interesse, che è quella, non vado in ordine, vado in ordine casuale, ma non casuale del tutto, è quella del download. Il download, come vi ho detto all'inizio, è in fase di diminuzione, ma soprattutto i professionisti, geometri, ingegneri, architetti, lo usano ancora per la loro pianificazione e altro. Quindi è bene fare un piccolo focus su questa parte. Entrando in questa pagina troviamo 6 icone: catalogo, quadro conoscitivo, layer, punti geodetici, carta tecnica, modelli digitali. La parte di destra, i 3 pulsanti di destra, sono quelli che rappresentano la parte più cartografica, scusatemi il termine, dei dati contenuti all'interno del portale. La parte di sinistra, invece, quindi il catalogo, il quadro conoscitivo e i layer, è quella che rappresenta la parte più pianificatoria di dati territoriali e ambientali contenuti nel portale. Adesso vado a spiegarvi meglio. Partiamo dal download layer, qui vado abbastanza veloce, poi ovviamente se ci sono domande risponderemo alla fine. Innanzitutto molto importante è la scelta del sistema di riferimento. Come vi dicevo all'inizio, è possibile scaricare tutti i dati in questi sistemi. Abbiamo il fuso 12, abbiamo l'ETRF 2000, Gauss-Baga fuso est, Gauss-Baga fuso ovest, l'UTM 32, il tra virgolette vecchio e termine sbagliato ma purtroppo ancora di uso corrente VGS 84 e le PSG 3857. È possibile poi scegliere il layer, quindi questa sezione serve per scaricare un singolo layer
digitando il nome ad esempio qua dentro o scegliendo nel catalogo di tutti i dati che abbiamo a disposizione, ok? Per comune e per provincia e quindi per comune. Facciamo un test, diciamo così, al volo, ad esempio i confini delle Dolomiti, scegliamo ovviamente la provincia di Belluno, clicchiamo sul pulsante di download e qui vi verrà chiesto sempre di inserire nome e cognome e la mail, perché vi arriverà poi il file alla vostra casella, un link per scaricare il file alla vostra casella di posta. Questo perché? Perché alcuni dati sono molto pesanti da scaricare in locale subito e quindi l'utente ha preferito il link sulla mail. Non ho detto all'inizio, ma lo dico adesso, non c'è bisogno di alcuna registrazione per entrare, per scaricare o per visualizzare i dati del portale. Il nostro portale è open, ok? Quindi nessun accesso tranne quello che vi dicevo prima della conversione coi grigliati. Il secondo pulsante che voglio farvi vedere è quello del quadro conoscitivo. Mentre prima scaricavamo un singolo layer, con questo pulsante viene scaricato tutto il quadro conoscitivo, ossia tutto il set di dati contenuto all'interno dell'infrastruttura. Anche in questo caso per sistema di riferimento, per provincia e per comune. Okay? È possibile scaricare anche un CSV con la lista dei dati contenuti all'interno del quadro conoscitivo. Perfetto? Benissimo. Ultimo pulsante, lo vediamo alla fine, che è quello del download a catalogo, perché ci porta da un'altra parte. Passiamo adesso ai punti geodetici, anche in questo caso si scelgono capisaldi, vertici, IGM scusate, vertici GPS, capisaldi regionali o capisaldi IGM. Questo è un argomento molto specifico che interessa soprattutto ai geometri, ok? Anche in questo caso si va a cercare l'elenco delle province e l'elenco del comune e si scarica la monografia dei punti geodetici. Questa parte è un po' complicata e di difficile utilizzo, è stata costruita all'inizio per replicare quanto già c'era nella vecchia infrastruttura. Poi vedremo che abbiamo implementato un modo più dinamico per scaricare questi dati. Stessa cosa per la carta tecnica, vado veloce, il formato in questo caso, la provincia e il comune. Facciamo ad esempio, facciamo proprio un esempio di Padova e il comune di Abano Terme, facciamo la ricerca. Ovviamente adesso il portale andrà a ricercare all'interno di tutto il database e comparirà, scusate la lentezza, ma abbiamo due PC collegati per lo streaming e quindi siamo un po' così. Adesso facciamo che prosegua, andrà a cercare tutti i dati contenenti i lotti di carta tecnica 5.000 e 10.000 della provincia di Padova e del comune di Abano Terme. Dopo ci ritorniamo, volevo andare un po' avanti, altrimenti non riusciamo a concludere. Stessa cosa per i modelli digitali del terreno, DTM a 5 metri e 25 metri. In questo caso abbiamo un formato file unico, file zip, perché il dato è molto pesante, anche in questo caso provincia e comune. Vi invito comunque poi ad andare a navigare nel sito e a vedere che dati ci sono. Insomma. Passo subito al catalogo. Vado un po' veloce perché poi volevo soffermarmi sulla parte di download dei dati. Anche in questo caso è possibile fare una ricerca di un termine chiave, ad esempio utilizziamo la parola suolo, ok? All'interno della ricerca verranno trovati tutti i dati che hanno all'interno del titolo o della descrizione o della GUID. Questo è un termine che abbiamo implementato per rispondere a quanto previsto dal repertorio nazionale sui dati territoriali. È un termine univoco in tutta Italia che serve per censire i dati contenuti all'interno della nostra infrastruttura. Questi vediamo tutti i dati che contengono ad esempio la parola suolo. Okay? Ne prendiamo uno, prendiamo ad esempio la banca dati di copertura suolo della regione del Veneto. È possibile fare il download del dato, adesso non lo faccio perché è uno dei dati più pesanti in ogni caso sia dell'intero layer che per comune e provincia. È possibile visualizzare, questo molto importante, eccola qui, la scheda di metadati, sempre conforme alle specifiche del DM e quindi del repertorio, con le indicazioni di nome del dato, la tipologia di dataset, appunto lo standard di riferimento, il responsabile dei metadati,
quindi l'ente o la struttura dell'ente che ha realizzato il metadato, che è diverso da chi ha realizzato il dato, ovviamente, può essere lo stesso ma può essere anche diverso, la descrizione col titolo del dato, in questo caso prima edizione della banca dati, le coperture del suolo, eccetera, eccetera, informazioni sulla scala, il sistema di riferimento, il link per contattare l'amministrazione, eccetera, eccetera, la categoria, le tematiche Inspire e via discorrendo, l'inquadramento dell'area di riferimento del dato, in questo caso ovviamente essendo la carta di tutta la regione è l'inquadramento della regione del Veneto, e una breve descrizione di come è stato realizzato il dato. Questo, vi ricordo, per tutti i dati del portale. Ogni dato che abbiamo caricato all'interno della nostra infrastruttura ha a corredo il proprio metadato. Non perché siamo più bravi degli altri, ma perché è una specifica, perché bisogna rispettare la normativa, e questo è quello che abbiamo fatto. Altrimenti è come se il dato non esistesse. È possibile anche fare ovviamente quando non è previsto il pulsante apri, come in questo caso, vuol dire che il dato non è un dato geografico, ma ad esempio è un dato, un documento, un PDF o altro. Infatti vedete anche l'icona, qui vi descrive che è documento, qui invece vi descrive che è un layer. È possibile visualizzare solamente un'anteprima del dato, okay, per capire se il dato che ci interessa oppure no. In questo caso è il dato che mi interessa. Lo posso anche scaricare direttamente dal visualizzatore. Non so se si veda, ma a destra nella map preview c'è un pulsantino con il download, vedete? Adesso anche in questo caso non lo faccio per problemi di tempo e di banda, ok? E questo per tutti i dati ovviamente geografici del portale. Torniamo alla ricerca. Come vedete nella ricerca ci sono due tab. La prima è la classificazione RV, che sta per Regione del Veneto, e quindi qui potete cercare sia per parola chiave, come vi dicevo, potete cercare ovunque, oppure all'interno del titolo, oppure all'interno della descrizione, oppure all'interno dell'identificatore, che è quello che vi mostravo prima, questo qui, il nome GUID del dato. La gomma per cancellare e il pulsante dell'ingrandimento per cercare. È possibile anche fare una ricerca in base alla categoria, ok? Categoria tematica. In questo caso vogliamo vedere quali sono i tematismi che riguardano la pianificazione e i vincoli, ad esempio la pianificazione territoriale vigente. Gli diamo un bel cerca. Ecco i risultati. Questi sono i risultati che fanno riferimento appunto a questa categoria della pianificazione territoriale. Anche in questo caso non ripeto, è possibile aprire un preview, fare il download e fare vedere la scheda metadati. È possibile anche, qualora ci fosse un dato che ha al suo interno anche un file di leggenda o un file di descrizione o altro, scaricare il relativo documento correlato e verrà fuori appunto, oltre al download layer, download per comune, verrà fuori anche download allegati. Poi questo lo vediamo meglio nei visualizzatori. C'è anche una ricerca dettagliata, questo in base a quanto previsto dal repertorio nazionale dati territoriali, in cui si va a cercare o il testo esatto, oppure una parola, oppure tutte le parole contenute. Si va a ricercare per dataset, okay, per servizio, oppure per serie. Questa è una classificazione appunto che ci deriva dalla direttiva Inspire. Si va a ricercare anche in questo caso ovviamente per parola chiave, per categoria ISO, benissimo, e anche volendo, adesso qui abbiamo fatto un esempio, abbiamo implementato, non abbiamo ancora implementato i portali federati, ma stiamo ultimando appunto l'inserimento, è possibile andare a ricercare anche su portali di altri enti. È possibile ricercare anche per data di pubblicazione. Di solito l'utente preferisce utilizzare questa ricerca. Ovviamente c'è anche l'istruzione, istruzioni d'uso molto semplici che vi riassume quello che vi ho appena detto io. Benissimo, adesso torniamo per un attimo alla parte di home page. Allora, abbiamo visto il download dei dati geografici, abbiamo visto la ricerca da catalogo, ok? Adesso andiamo a vedere i visualizzatori.
Ripeto, i visualizzatori sarà oggetto di un argomento specifico di un webinar che è quello del mercoledì della settimana prossima. Ovviamente c'è un manuale d'uso utente per i visualizzatori in generale del portale e un manuale specifico per la fototeca. Io adesso vi faccio vedere come funziona un portale, ok? Non nello specifico, ma per farvi vedere, diciamo così, quello che tutti i portali possono mettere a disposizione. Ovviamente all'interno di un portale c'è la descrizione di quello che contiene, in questo caso è il portale del cartografico dove si possono inserire e scaricare tutti i dati del patrimonio informativo. Lo apriamo, si apre in una finestra separata, ok? Si apre così con i confini del Veneto, dei comuni. Sulla destra abbiamo, si chiama TOC, in questo caso si chiama visualizzatore, dove ci sono tutti i layer precaricati, okay, all'interno del portale. È possibile con l'occhio accendere e spegnere i layer in blocco oppure accendere un singolo layer. È possibile aumentare o diminuire l'opacità del layer, col pulsante rotellina vi si apre questo, si aumenta e diminuisce l'opacità del layer. È possibile vedere la leggenda del layer, ok? Ed è possibile scaricare l'intero layer download, ok? Ovviamente è possibile rimuovere il layer, aprire la tabella degli attributi del layer, in questo caso è il layer dei comuni, quindi qui vediamo il nome, la provincia, la superficie, ed è possibile visualizzare la scheda metadati. Andiamo sulla sinistra, invece, troviamo, scusate si è ricaricato, sulla sinistra troviamo l'altra TOC dove c'è l'icona del catalogo, questa è l'icona più importante del visualizzatore perché è possibile da qui ricercare e aggiungere qualsiasi informazione. In questo caso abbiamo scelto di nuovo la parola suolo, ci vengono fuori tutti i dati contenenti la parola suolo, ok? Per aggiungere un dato, questo è molto importante, ma il portale ve lo segnala in caso di errore, vedete se io clicco mi dice è necessario selezionare un gruppo nella lista per procedere all'inserimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che io devo andare nella TOC di destra, selezionare un gruppo dove inserire il mio layer oppure creare un gruppo nuovo, perché l'utente può anche personalizzare il proprio portale. Ovviamente poi quando andrà a spegnere e ricaricare tornerà tutto come era prima. In questo caso io scelgo limiti amministrativi e carico il mio layer. Ho scelto volutamente un layer molto pesante che è quello della carta di copertura del suolo. Ricordo che è 1 giga di dato su database, adesso portate pazienza ma la rete regionale è un po' lenta perché stiamo, come vi dicevo prima, trasmettendo anche il webinar. È possibile vedere la leggenda della carta premendo il pulsante leggenda. Eccola qua, questa è la leggenda della mia carta. Ovviamente è possibile interrogare, il pulsante interroga layer è sempre acceso, adesso faccio uno zoom e clicco sopra un punto e il portale mi restituirà immediatamente tutti i layer, andrà a buccare tutti i layer e mi restituirà il nome di tutti i layer. In questo caso sono nel comune di Roana, provincia di Vicenza ovviamente, e la mia carta di copertura del suolo mi dirà che è una pezzetta secondaria montana. Spegniamo per un attimo il layer. Ovviamente, come vi dicevo prima, è possibile anche vedere gli attributi e, cosa molto importante, anche diminuire l'opacità del layer in modo da capire anche dove siamo. Ok? Andiamo a vedere cosa c'è in basso. In basso c'è un pulsantino che si chiama OSM, in questo caso è OpenStreetMap. Spengo per un attimo il layer della carta. È possibile cambiare lo sfondo mettendo la CTR, in questo caso, mettendo l'ortofoto del 2007, l'ortofoto del 2012 e ovviamente l'ultima ortofoto del 2015, quella del 2018 sarà caricata a breve anche per farvi vedere probabilmente già nel prossimo webinar. Gli altri pulsanti di sinistra poi li andrete ovviamente a vedere anche voi, le misure, il routing tipo Google, il pulsante del download, questo sarà oggetto di
spiegazione nel prossimo webinar, vi faccio soltanto vedere che è possibile in questo caso in maniera dinamica dal portale scaricare i dati della carta tecnica, ma non mi soffermo oltre perché sarà oggetto, come vi dicevo, di successivo seminario. È possibile stampare quello che vediamo a schermo, è possibile fare il download, questo è molto importante, il download per area di dati contenuti all'interno della mia TOC. Quindi se io clicco il pulsante download per area, mi verrà chiesto di inserire prima di tutto la mia mail, perché ovviamente, come vi dicevo prima, il dato verrà scaricato e mandato un link per recuperarlo. E posso selezionare all'interno della mia schermata un'area di interesse. Cliccando il pulsante conferma mi verrà scaricato tutto quello contenuto all'interno dell'area che io ho selezionato. Questo è molto comodo soprattutto per pianificazione o per fare cartografia a livello locale. E anche in questo caso è possibile fare un upload di un layer. Ad esempio io ho il perimetro di un progetto o di un qualcosa che voglio vedere all'interno del mio visualizzatore per confrontarlo con tutti i layer presenti, lo posso caricare, i formati sono KLM e GeoJSON e lo vedo all'interno della mia mappa. Ovviamente poi quando andrò a spegnere o a ricaricare la pagina il layer sparisce. Volevo farvi vedere gli ultimi layer che abbiamo aggiunto, le carte storiche, abbiamo georiferito, scusate, la cartografia storica proveniente dalle carte storiche degli americani effettuate durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente ci sono altri layer, vi lascio a voi andarli a vedere. I tematismi ultimi inseriti da poco sono quelli derivati da CTR, file idraulici, linee elettriche e impianti a fune. Volevo farvi vedere questo file e anche quello successivo degli edifici per farvi capire la mole di dati che può essere caricata all'interno del portale e soprattutto la velocità di caricamento che poi potrete andare voi stessi a vedere. Tutti i layer banali sono interrogabili e scaricabili, come vi dicevo prima. Ultimo layer aggiunto poco tempo fa sono gli edifici del Veneto. Questo layer molto importante, derivato dalla carta tecnica regionale e dai DB geotopografici, è l'unione di tutti gli edifici della regione. Anche questo per fare pianificazione a livello locale molto utile. Ovviamente anche qui si può cambiare lo sfondo. Torniamo allo sfondo di OpenStreetMap perché volevo dirvi l'ultima cosa e poi diamo spazio alle domande. È possibile cambiare anche in questo caso il sistema di riferimento. Torniamo allo zoom iniziale e vi mostro cosa intendo. Quindi torniamo al poligono della regione, zoom to layer. Questa è la regione del Veneto vista in Gauss-Baga fuso ovest. Questa è la regione del Veneto. Vedete che si deforma il... Scusate. Fate pazienza, ma abbiamo la rete un po' lenta, provo a ricaricare la mappa. Comunque quello che volevo dirvi è che viene fatta una trasformazione rigorosa del dato tramite appunto i grigliati di cui vi accennavo prima. Vediamo se adesso cambiamo la base. Ok, proviamo a cambiare il sistema di riferimento, vediamo se la rete ci assiste. Eccoci qua. Scusate, ne provo un altro. Il bello della diretta, scusate, ma abbiamo un po' di problemi con la rete internet. Vabbè, potete pure provarlo tranquillamente da casa, poi ci fate sapere tramite mail un feedback su questo. Ecco, la trasformazione appunto viene fatta in maniera rigorosa e il dato che viene scaricato nel sistema di riferimento scelto nel portale. Non so se Umberto ha qualche altra cosa da dire, intanto interrompo un attimo la condivisione, così torniamo a vederci. Eccoci qua.
Chiudo un attimo il microfono, scusate. Vi lascio al collega Umberto che risponderà alle domande che sono arrivate, alcune delle domande che sono arrivate in chat, e io adesso andrò a recuperare altre domande. Per quelle che non riusciamo, portate pazienza, risponderemo appena possibile via mail. Vi ricordo controllare il portale, dateci feedback sul funzionamento e anche sui non funzionamenti, e il questionario alla fine dei webinar. Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie a tutti. Eccoci, grazie Delio, anche per la velocità, perché io prima ho evidentemente sforato, diciamo, i tempi che immaginavo di cui avrei avuto bisogno. E molto rapidamente, io penso nell'arco di 10 minuti massimo, proviamo a rispondere a alcune domande che abbiamo visto nella chat. E prima di rispondere alle domande volevo appunto rinnovare l'invito che già ha fatto Delio a comunicare anche in seguito comunque richiesta, anche osservazioni. Devo dire, si spende una parola insomma di supporto a quello che ha detto Delio appena adesso, è molto veloce, negli ultimi periodi i visualizzatori sono molto veloci, è un problema di rete, ma provate, poi se non funziona. Se non funziona qualche volta ditecelo, così provvediamo. All'inizio, peraltro, ho citato la direzione ICT Agenda Digitale per il supporto nell'operazione webinar, ma è ovvio che la gestione e sviluppo delle infrastrutture dati è condivisa in pieno, insomma è un'azione congiunta comune, questo lo davo per scontato e colpevolmente l'ho trascurato. Tra le domande che sono arrivate, io ora rispondo ad alcune di queste, altre naturalmente lascio a Elio che è più competente di me su certi temi. Ricordo una domanda di Amedeo Fadini, con cui peraltro c'è un'antica conoscenza, insomma, una domanda molto interessante e pertinente. Lui solleva il dubbio che molte azioni possono essere inefficaci a causa delle diversità che esistono tra le regioni italiane. Questa è un'osservazione appunto pertinente, corretta, una preoccupazione che abbiamo tutti. Voi, come accennavo prima, molti di voi sanno che abbiamo molti ruoli anche nel centro interregionale che afferisce alla conferenza dei presidenti, insomma. Quindi cerchiamo di fare il possibile per superare questa situazione. Il CISIS ha lavorato molto negli anni, anche in questi ultimissimi anni e mesi direi, per cercare nuove formule per specifiche comuni, per piattaforme comuni, per linee di progettazione comuni fra le regioni, e c'è una forte adesione e partecipazione. È chiaro che è molto difficile superare situazioni che si sono sviluppate negli anni, magari in maniera a volte disomogenea o disarmonica, però molti punti di incontro possono essere trovati anche grazie a risorse tecnologiche che consentono più facilmente la condivisione di strutture. Faccio un esempio fra i diversi che si possono fare, ma uno che mi pare molto pertinente è la realizzazione di una banca dati interregionale a copertura nazionale degli edifici, che è anche condivisa, realizzata dal CISIS, grazie ai dati messi a disposizione dalle regioni italiane, e sostanzialmente ultimata proprio in questi giorni, e con una specifica semplificata, una specifica di sintesi derivante dai decreti ministeriali del novembre 2011, ma il valore aggiunto di questa banca dati di edifici è che è condiviso col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per la realizzazione della banca dati degli aggregati strutturali. Ora, questo mi sembra un elemento di grande interesse, insomma, andiamo verso soluzioni. Proprio ieri mi è stata raggiunta la notizia che c'è un'operazione simile portata avanti per quanto riguarda gli ostacoli al volo, sui quali noi già abbiamo lavorato come Regione del Veneto, che potrebbe avere un'estensione, anche quella dovrebbe avere un'estensione nazionale, anche lì immagino con il supporto delle regioni. Ci sono molte situazioni di questo tipo. Poi è chiaro che l'Italia è un paese lungo, insomma in tutti i sensi largo, per cui problemi ce ne sono di vario tipo, ma con la grande maggioranza delle regioni c'è un grande dialogo. Cito l'ultimissima cosa, non per ostentare vanto e successi, ma un progetto che è in partenza proprio adesso riguarda le banche dati di copertura e uso del suolo. Questo progetto proposto dal CISIS ha visto la preadesione di 12 regioni italiane su 21,
al momento, e alle riunioni preparatorie di formazione del progetto che sono iniziate durante il primo lockdown. Ci sono state abbiamo fatto 3 riunioni in videoconferenza, naturalmente, dove abbiamo avuto la presenza di 20 regioni su 21, insomma. Quindi c'è una leva interessante. La cartografia e l'informazione geografica potrebbe addirittura essere un veicolo di ulteriore, no? Di ulteriore aggregazione. E anche tutto questo grazie al fatto che c'è un'interoperabilità molto sviluppata, anche grazie ai apparati normativi che, insomma, in parte abbiamo citato prima, non soltanto sulle strutture dei dati, che comunque sono conformi a quanto indicato da Inspire, o perlomeno sono nella tendenza di rendersi conformi, ma anche e soprattutto sui metadati, che già lo sono in buona sostanza. Ho visto altre domande che riguardavano sull'origine dei dati. Molto velocemente, anche Delio ne ha fatto cenno. Ci sono dati di produzione regionale. Voi sapete, la regione produce la cartografia tecnica dal 1979, come la gran parte delle regioni italiane, alle scale 5-10.000. Quindi molti dati sono cartografici, topografici regionali, molti sono dati tematici, alcuni sono raccolti da altre strutture. Ci sono dati statistici, ci sono dati ambientali molto importanti che derivano dalla condivisione di ARPAV, e ci sono dati prodotti da altri soggetti. In alcuni casi sono visibili, in alcuni sono fruibili con servizi UMS, in alcuni invece non sono né fruibili né visibili, come vedremo la settimana prossima nella fototeca, perché soggetti a copyright di vario tipo. Parlo di dati, ad esempio, le ortofoto, oppure foto aeree, foto storiche dell'Istituto Geografico Militare, di Royal Air Force, oppure anche altre situazioni di questo tipo. Quindi è molto variegata. Un'ultima risposta, mi sentirei di dare, poi lascio il posto naturalmente a Delio, è sulle precisioni dei dati. Ovviamente parliamo di un sistema complesso, quindi sono dati e precisioni estremamente variabili. Ogni dato però è dotato di una metadatazione, per cui sappiamo se parliamo di un database geotopografico con una scala 1-2000, 1-5000, no, quindi con precisione nell'ordine delle decine di centimetri, oppure parliamo di un ortofoto, non so, con un GSD di 50 centimetri o di 20, oppure di un dato LIDAR, oppure di un dato tematico con un altro tipo di inquadramento. Possono anche esserci dati che hanno invece precisioni molto più basse, quindi si va dalla topografia a dati di inquadramento geolocalizzati di ordine più generale. Non aggiungerei altro al momento, prego Delio. Sì, no, puoi restare. Allora, la prima domanda più semplice è quella se tutti i dati e anche le ortofoto sono a disposizione tramite servizi UMS, UFS. Sì, sull'home page ci sono i link. Tutti i dati che abbiamo sono sia i dati raster che quelli, diciamo così, vettoriali, sono ovviamente a disposizione tramite servizi UGC, quindi anche le ortofoto. Piccola precisazione, non abbiamo altri dati, nel senso che gli unici dati non a disposizione tramite la piattaforma sono i dati LIDAR, che possono essere richiesti direttamente al collega Umberto e alla direzione di pianificazione, perché sono dati che sono attualmente pesanti e dobbiamo capire un attimo come gestire il download anche per favorire l'utente soprattutto. Quindi non abbiamo altri dati, non ci sono DTM con celle a passo minore, non ci sono dati nascosti, non ci sono altri dati che non abbiamo messo a disposizione. Questa è una delle domande. Per quanto riguarda il riuso, allora la nostra piattaforma si basa, questo non l'ho detto all'inizio, me ne scuso, su tutto software open source, il motore è GeoServer, il customizzato ovviamente per quanto riguarda le nostre esigenze, il framework è open source. Per metterlo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni, ovviamente la risposta è a grandi linee sì, previo accordi ovviamente con le pubbliche amministrazioni, nel senso che rispondo a una domanda, non mettiamo il codice per adesso su GitHub disponibile, perché dobbiamo un attimo capire anche con i colleghi dell'informatica come fare questa operazione, che non è così semplice. Però ripeto, siamo a disposizione sia per utilizzare la nostra piattaforma presso altri enti, sia per aiutare gli altri enti a realizzare una propria piattaforma, come abbiamo già fatto con alcuni comuni, insomma. E altre domande, Umberto? Sì, prego. Così concludiamo.
Eccoci, ci avviamo alla conclusione. Prima di concludere, proprio al volo una comunicazione. Al volo una comunicazione in merito a una domanda che riguarda gli aggiornamenti, insomma, in particolare delle cartografie tecniche, no? Ora dei database geotopografici. È un'attività che ha avuto un forte rallentamento negli ultimi anni, ma si sono fatte comunque delle operazioni importanti, spesso in condivisione con altri enti del territorio che hanno impegnato anche importanti risorse per farli. Mi vengono in mente il comune di Schio, il comune di Treviso più recentemente, attualmente in corso un appalto per il consorzio ETRA, quindi il Consiglio di Bacino Brenta, e molte altre soluzioni di questo tipo. Sono in corso anche adesso stanno per essere avviati degli affidamenti e degli appalti per rilievi LIDAR, che è un tema sul quale siamo molto interessati, per cercare in congiunzione con il Ministero dell'Ambiente di arrivare a un completamento del rilievo LIDAR del territorio d'Alberto, ma di questo e di molte altre cose io direi possiamo parlare nei successivi episodi. Rinnovo anch'io l'invito a comunicare qualunque tipo di necessità, esigenza, osservazione o contributo attraverso la mail che avete visto prima, e ringrazio tutti per la partecipazione, che mi pare essere stata molto, per quello che riusciamo a comprendere da qui. Purtroppo non possiamo vederci in faccia, però abbiamo sempre visto abbondantemente un numero di contatti molto molto sopra ai 400, e questo mi sembra veramente un ottimo risultato. Quindi vi ringraziamo per la pazienza, per la disponibilità, e direi arrivederci a mercoledì prossimo. Grazie a tutti.